Quanto ha inciso la campagna elettorale in corso, che fa diventare più sensibile la politica ai politici, o è solo pura coincidenza? Fatto sta che la Regione ha deciso di intervenire quasi alla vigilia del voto per le amministrative. La carreggiata sarà finalmente liberata e il costone messo in sicurezza. La via Volpe, chiusa per crollo, tornerà così transitabile. Quello che conta comunque è che il territorio e i cittadini ricevano le risposte che meritano. L'assessore ai lavori pubblici Giovanni Pizzo nei giorni scorsi ad Agrigento per un sopralluogo ha firmato il decreto con il carattere di somma urgenza. Il provvedimento consentirà di rimuovere subito le macerie e di dare avvio alle opere necessarie per il consolidamento del costone. Dei disagi e del malessere di questo ampio bacino penalizzato dalla frana e dall'immobilismo delle istituzioni si era interessato nei giorni scorsi il deputato regionale Lillo Firetto, che è anche candidato sindaco, e adesso con soddisfazione che, tornando ad incontrare commercianti e cittadini della zona, annuncia l'epilogo positivo della vicenda. Entro 12 giorni inizieranno i lavori, cioè il tempo necessario per fare quel confronto competitivo tra ditte che è previsto per legge e che evidentemente non si può forzare, al termine dei quali 12 giorni sarà individuata la ditta che darà inizio ai lavori, sgombererà la carreggiata e attraverso un sistema di tiranti e di reti metterà in sicurezza l'intero costone. Credo che era una delle opere grandemente attesa da una parte significativa della città e credo che con questo finalmente si dà una parola di certezza ai tanti operatori commerciali e abitanti. La chiusura di Via Volpe, come dicevamo, è stata al centro di parecchie polemiche, provocando anche iniziative di protesta dei commercianti e dei residenti di Via 25 Aprile, Via Manzoni e soprattutto Via Dante. Siamo costretti a chiudere i negozi, siamo isolati, era stato il loro grido d'allarme, minacciando persino di non andare a votare per le ormai imminenti amministrative. Il miracolo sembra essersi allora materializzato, l'ascia di guerra potrà essere sotterrata.